I lavori della Pedemontana proseguono, ma l'apertura del primo tratto slitta forse a gennaio. L'annuncio della responsabile del progetto. Oggi l'incontro con la finanza, garantita massima collaborazione sull'indagine relativa agli appalti truccati. La montagna devastata nel comune simbolo del disastro, la prima stima dei danni ammonta a 107 milioni di euro, ma sembra destinata a raddoppiare. Terribile incidente stamane nella galleria Comelico tra Santo Stefano e Auronzo di Cadore, schianto tra due auto e un pick-up, muore un 56enne di Sappada. La consigliera regionale Patrizia Bartelli lascia il Movimento 5 Stelle, la scelta dopo l'approvazione dell'articolo 41 del decreto Genova a Roma. I miei colleghi attaccano, ho consentito di aumentare il tetto per sversare fanghi inquinanti nei terreni. Oggi lo sciopero nazionale di 24 ore della sanità, a Padova la manifestazione per denunciare tutte le difficoltà del settore, adesione regionale al 70-80% secondo i sindacati. Danni all'interno della chiesa di Creola di Saccolongo, la parte in polistirolo di un presepe prende fuoco per un surriscaldamento, i vigili del fuoco scongiurano il peggio. Dalla manifestazione di protesta davanti alla sede di Amazon a Vigonza agli acquisti nei negozi, due volti del Black Friday in Veneto. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, riflettori puntati sulle grandi opere e sulla grande opera, la Pedemontana del Veneto, i cui lavori di realizzazione proseguono con andamento regolare. Abbiamo già speso il 55% dell'investimento, ha precisato oggi la responsabile del progetto che ha fatto il punto, lo stato dell'arte, Elisabetta Pellegrini, che ha anche annunciato uno slittamento dell'apertura del primo cantiere che doveva essere agli inizi di dicembre, che poi nel pomeriggio si è incontrata con gli investigatori delle Fiamme Gialle di Gorizia, a cui è stata garantita massima collaborazione sull'indagine partita, come sappiamo, da Gorizia relativa agli appalti truccati in diverse aree del Veneto. La Guardia di Finanza viene a prelevare della documentazione riguardante i subappalti della Pedemontana. Leggo dagli atti che ci sono stati inviati che sia noi sia il concessionario siamo parte lesa. C'è la massima disponibilità nel fornire agli inquirenti la documentazione richiesta volta a far luce sui presunti appalti truccati sui quali indaga la Procura di Gorizia. Il capo della struttura di progetto della Pedemontana Veneta, l'ingegner Elisabetta Pellegrini, l'ha anticipato alla stampa durante l'incontro a Palazzo Balbi, convocato per fare il punto sull'avanzamento dei lavori della più grande e importante opera cantierata in Italia. Il materiale di interesse si riferisce ad atti post 2015, cioè a gare svolte dagli operatori economici del settore. La Regione del Veneto, io rilevo che in questo momento non ha mai fatto per Pedemontana gare per quanto riguarda lavori stradali, se non la principale relativa ovviamente alla concessione per la costruzione e la gestione, e lo stesso concessionario non ha mai fatto gare per assegnare all'esterno l'esecuzione di lavori. Si è limitato fino ad oggi a fare contratti di subappalto entro il 30% come previsto dalla normativa. Un passaggio dovuto nel prosieguo dell'indagine della magistratura goriziana che non inficia l'iter dei lavori. Questi ultimi procedono da cronoprogramma che ha nel 2020 la bandiera a scacchi. L'investimento previsto di 2.258 milioni di euro è già stato speso per il 55% a un ritmo di 30 milioni di euro al mese di produzione lavori. Tutte le procedure di esproprio saranno concluse nel 2019. L'unico punto critico al momento resta l'innesto con la 27 a Spresiano, che sarà realizzato dopo lo spostamento delle stazioni di servizio Piave Est e Piave Ovest, sostituite da Sile Est e Sile Ovest. Posticipata prudenzialmente nel mese di gennaio l'inaugurazione annunciata per il 4 dicembre del tratto della A31 fino a Breganze. Abbiamo dei problemi per il 4 di dicembre perché dobbiamo risolvere alcuni aspetti di carattere informatico per mettere in connessione Pedemontana col resto del sistema autostradale del mondo. Notizia positiva, chiosa la Pellegrini, è quella del dissequestro finalizzato alla messa in sicurezza della Galleria di Malo e che lascia sperare di poter, congiuntamente alla variante di Vallugana, recuperare gran parte dei ritardi accumulati. Dal punto sul cronoprogramma della Pedemontana al maltempo, o meglio alla situazione di stato di attenzione lanciata dal centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione, che ha appunto dichiarato lo stato di attenzione su buona parte del territorio del Veneto fino alle 14 di domenica. Lo stato di attenzione per criticità idraulica sulla rete principale, idraulica sulla rete secondaria e geologica, dichiarato
per il bacino idrografico Alto Brenta Bacchiglione Alpone e per la sola rete idraulica principale per il bacino Basso Brenta Bacchignole. Lo stato di attenzione per criticità idraulica sulla rete secondaria e criticità geologica è inoltre dichiarato per i bacini Alto Piave, Piave Pedemontano, Adige, Garda, Monti Lessini. Le frane del Tessina, chiesta al pago della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore, dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, sono soggette a un monitoraggio, come sappiamo, specifico, con l'allerta rossa che rimane nel comune di Perarolo. Tutto questo mentre nella montagna devastata il comune simbolo di quei giorni terribili ormai quasi un mese fa, Roccapietro, ha completato la prima stima dei danni ed è una cifra astronomica. Peraltro l'aveva già ipotizzata, ma evidentemente il sindaco si è reso conto che così era, e danni che probabilmente, ammette lui stesso, sono destinati a raddoppiare. Mi trovo ad essere sindaco di un disastro vero e proprio. Quando dicevo e continuo a dire che Roccapietro è stata l'epicentro, l'occhio del ciclone, il punto più danneggiato, il comune più disastrato, adesso viene confermato dai dati. Sono il sindaco di un disastro. Le parole preoccupate di un primo cittadino che ora vede le cifre nude e crude. Roccapietro è simbolo della montagna devastata e non solo visivamente. A poco meno di un mese dal dramma che ha stravolto interi paesi, la primissima stima a Roccapietro è di 107 milioni di euro. Primissima stima, già. Escludendo chiaramente tra l'ICI, Enel, rovesciati, telefonia, acquedotti, ma soprattutto anche le zone irraggiungibili, le strade silvopastorali che non si riescono dove non si riescono a quantificare i danni, le stesse malghe nostre non è così facile raggiungere e fare delle stime. La montagna fa i conti con il disastro in questi giorni, arrivano le cifre, 6 milioni a Belluno, 19 a Feltre, ma il numero di Roccapietro e quei 107 milioni mette i brividi. Lo aveva già ipotizzato, ma forse il sindaco non poteva credere che potesse aderire così alla realtà. 107 milioni di partenza, ma con la sicurezza che il volume aumenterà. Una voce preoccupata, una voce di aiuto, quella del sindaco, che sembra dire: non spegnete i riflettori, qui c'è ancora estremo bisogno di aiuto. Adesso si tratta di lavorare seriamente per tentare di fare le cose assolutamente primarie. Mi vengono in mente gli argini, mi vengono in mente le briglie, mi vengono in mente le difese spondali, i paravalanghe, paraneve e tutto quanto consegue per mettere in sicurezza i villaggi. Ma abbiamo tantissime cose che ancora non abbiamo scoperto e che faranno lievitare i nostri danni, io penso almeno del doppio rispetto alla cifra di 107 milioni che vi ho appena dato. Vedremo poi nel corso del nostro telegiornale più avanti come la montagna comunque reagisce. C'è il primo evento della montagna colpita che è ormai alle porte, ma ne parleremo dopo. Restiamo però in montagna, ci spostiamo dal Lagordino al Comelico con la cronaca del terribile incidente di stamattina. Aveva 56 anni ed era nato a Sappada. Donato Taddio, vittima stamane del tremendo schianto all'interno della galleria Comelico tra Santo Stefano e Auronzo di Cadore, uno scontro tra due auto e un pick-up nel quale il 56enne è rimasto coinvolto assieme a un 58enne di Lozzo di Cadore e un 19enne di San Candido, questi ultimi due ricoverati in gravi condizioni ma fortunatamente non in pericolo di vita. L'incidente poco prima delle 8 sul posto, ovviamente i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e anche i tecnici ANAS. La viabilità è stata interrotta per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi, poi in un tratto così particolare, quindi il traffico in tilt per tutta la mattinata ed oltre. Adesso torniamo a parlare di contrasti in seno al Movimento 5 Stelle da parte di una dissidente ormai da tempo, ma che adesso è una ex. Parliamo di Patrizia Bartelle, ormai ex consigliera regionale del Movimento 5 Stelle. Lo ha lasciato oggi il gruppo, passando al gruppo misto. Con questa motivazione, con il loro voto decisivo e convinto, i parlamentari 5 Stelle hanno approvato l'articolo 41 del cosiddetto decreto Genova, che consente di aumentare il tetto di legge per lo sversamento nei terreni agricoli di fanghi che contengono sostanze inquinanti e in particolare metalli pesanti. Si tratta palesemente, attaccato Bartelle, di un favore fatto alla Lega e alle categorie economiche che sostengono Salvini e i suoi amici, l'ennesimo favore
Con questa motivazione Bartelli ha annunciato la propria uscita dal gruppo del Movimento 5 Stelle e la sua adesione al gruppo misto. Sull'argomento peraltro ha presentato una mozione in cui chiede che la Regione Veneto, ad applicare i parametri precedenti rispetto a quelli contenuti nel decreto Genova sull'utilizzo dei fanghi da depurazione in agricoltura. A proposito di veleni nel terreno, sappiamo da ieri della indagine e del sequestro dei materiali inquinanti che si trovavano nelle cave a Paese a Noale, 2 paesi che oggi si interrogano su quello che è stato e su quello che sarà. Sentiamo allora a Noale cosa dice il sindaco. All'indomani del sequestro cautelare di 280.000 tonnellate di rifiuti nelle 2 aree dell'azienda Cosmo Ambiente, tra cui Noale, oltre paese, interviene la prima cittadina della città dei Tempesta, che però si dice cauta. Premetto anche che proprio anche per la mia formazione personale attendo sempre le indagini ufficiali e gli esiti naturalmente di queste indagini. Quello che noi possiamo dire è che abbiamo già fatto richiesta all'ARPAV per avere dei dati aggiornati rispetto a quelli in nostro possesso. Ecco, l'azienda che noi naturalmente conosciamo bene, essendo un'azienda importante nel nostro territorio, ha obbligo per legge, come altre aziende del settore, di presentare annualmente un report delle loro attività ma anche delle loro emissioni. Loro hanno un automonitoraggio interno e questi dati vengono poi trasmessi, ripeto, annualmente e nella stessa veste al Comune, alla Città metropolitana e alla Regione Veneto, ed è quello che noi in questo momento abbiamo ufficialmente nelle nostre mani, questa relazione che per l'anno 2017 è stata presentata ad aprile 2018. Dati alla mano, dunque al momento non si riscontrerebbero anomalie, evidenzia Andreotti, eppure sembra che le operazioni effettuate dall'azienda consistessero nella miscelazione del materiale contaminato, principalmente metalli pesanti, con altri rifiuti, al fine di diluire gli inquinanti. Sul dato del 2018, se fosse vero che c'è stata qualche attività nel corso del 2018 e non abbiamo ancora il report, rimane il fatto che l'ARPAV comunque fa i suoi controlli, le sue campionature, e quindi vuol dire che insomma è successo qualcosa nelle maglie di tutto ciò. Ripeto, io mi sento molto cauta nel fare questo tipo di dichiarazioni. Mi attendo davvero di avere chiarimenti da parte di chi sta effettuando le indagini. Intanto sull'operazione è stata espressa soddisfazione da Lega Ambiente. Essendo una delle regioni con il più alto indice di produzione di rifiuti, tra 2 milioni e 4 di tonnellate urbani e quasi 14 di speciali, il rischio di operazioni illeciti orientate al mercato nero del riciclo è troppo alto, denuncia Legambiente. Secondo i dati dell'ultimo rapporto Ecomafia, infatti, nella nostra regione sono stati accertati 171 reati nel settore dei rifiuti, che hanno portato all'arresto di 7 persone e alla denuncia di 323. Treviso, la provincia più colpita, seguita da Venezia e Verona. La cronaca ci porta a parlare di una notizia giunta da poco in redazione, di una rapina davvero incredibile. Un uomo di 51 anni che è stato aggredito oggi a Padova si trovava a bordo della sua auto, una Fiat Punto Blu, quando si sono avvicinati 3 uomini in macchina. Lo hanno affiancato e costretto a fermarsi. 2 poi di questi malviventi sono scesi dalle loro auto con delle mazze di ferro, gli hanno distrutto il parabrezza. I 2 sconosciuti si sono fatti consegnare 100 euro, un orologio, e poi sono fuggiti a bordo della loro auto guidata da un terzo complice. La vittima illesa ha chiamato la polizia e sul caso di questo pomeriggio indagano gli uomini della questura. Una modalità davvero incredibile e drammatica di un nuovo tipo evidentemente di aggressione, cioè i malviventi che affiancano con l'auto e sfondano il parabrezza direttamente contro la loro vittima. A Padova oggi c'era anche il fulcro della protesta a livello regionale per quanto riguarda lo sciopero nazionale dei medici. Si sono ritrovati in gran parte appunto a Padova, uno sciopero contro attaccano i tagli del governo a questo settore che in Veneto è un'eccellenza. Di questo sciopero ne avrebbero fatto volentieri a meno e si scusano con i pazienti per la giornata di disagi, ma medici, veterinari e dirigenti sanitari hanno deciso di scioperare a livello nazionale per 24 ore, anche in Veneto, per denunciare tutto ciò che non va nel settore. Blocco del nostro contratto da 10 anni, da definanziamento del servizio sanitario nazionale, dalla privatizzazione crescente del sistema pubblico del servizio sanitario nazionale e regionale.
ma mancanza di giovani medici all'interno degli ospedali, la mancanza di borse di studio che consenta un ricambio, o meglio un'insufficienza delle borse di studio che consenta un ricambio generazionale. Il Veneto rimane orgogliosamente una terra d'eccellenza anche nel campo della sanità, ma, denunciano i manifestanti, dopo 15 anni di tagli a livello nazionale la situazione sta diventando difficile anche qui. La sanità veneta lavora bene, ci cerca di migliorare continuamente, ma mancano i soldati, mancano le persone, la gente purtroppo non viene a lavorare. I turni di lavoro sono massacranti, c'è gente che lavora sempre di più. Il sistema sanitario del Veneto è sicuramente classificato come d'eccellenza, peccato che abbia avuto una perdita in questi ultimi anni di 1.300 medici su 7.000 che lavorano a livello degli ospedali, e questo causa anche una penalizzazione per quelli che sono rimasti a lavorare. Infatti sempre più negli ospedali ci sono medici che girano a fare prestazioni soprattutto per anestesia, rianimazione, pronto soccorso, pediatria e ginecologia, in altri posti in carenza. La sede dell'azienda Zero a Padova è il teatro della manifestazione regionale, ma il messaggio è diretto a Roma. Finanziamenti, assunzioni e rinnovo del contratto sono le 3 richieste principali al governo per migliorare il servizio ai cittadini. In un periodo in cui si parla di reddito di cittadinanza abbiamo delle persone, in Veneto sono 350.000 che rinunciano a curarsi, e questo secondo noi è molto grave. Di sanità torniamo a parlare, ma per occuparci nuovamente del microbatterio Chimera che avrebbe causato le morti di 8 persone in Italia e anche in Veneto. Dopo l'inchiesta di Vicenza, migliaia le persone che saranno ora ricontrollate. Valica i confini del Veneto l'allarme infezione da microbatterio Chimera, il microorganismo sospettato di aver causato la morte di diversi pazienti sottoposti ad operazioni al cuore. Mentre la Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo d'inchiesta, la Regione Emilia-Romagna controllerà le cartelle cliniche di 100.000 pazienti deceduti ed è pronta ad inviare migliaia di lettere a chi ha subito le operazioni nelle quali è stato utilizzato il macchinario cuore-polmone che potrebbe aver veicolato il batterio. Al momento sono 6 decessi sospetti in Veneto, concentrati soprattutto nel Vicentino. Altri 2 sono quelli sotto la lente di ingrandimento in Emilia, ma è probabile che nei prossimi mesi tutte le persone che hanno subito quel tipo di intervento vengano controllate. Ancora dal Vicentino, ancora la cronaca con i carabinieri di Thiene che hanno sgominato una baby gang che tra settembre e ottobre aveva seminato in pieno giorno il terrore tra i coetanei, minacciando di picchiarli, obbligandoli a consegnare loro il denaro che avevano con loro. All'alba di oggi i militari hanno dato esecuzione a un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare a carico di un minorenne di origine ghanese ora associato a una comunità per minori fuori provincia. Le indagini condotte dall'Arma si chiudono dunque con un totale di 3 arresti, i 2 precedenti nelle scorse settimane, e ben 14 episodi contestati alla banda giovanile. E adesso la paura vissuta a Creola di Saccolongo, siamo nel Padovano, allestimento di un presepe in chiesa, ma succede qualcosa di incredibile. Danni notevoli all'interno della chiesa di Creola di Saccolongo. La causa, l'intenso fumo nero sprigionatosi verso le 23 di giovedì da un principio di incendio. Un gruppo di volontari stava preparando il presepio in un locale attiguo al tempio. Le fiamme si sono sviluppate durante i lavori di modellamento di un blocco di polistirolo con un phon. Il materiale ha preso fuoco, nessun ferito, ma i vigili del fuoco, intervenuti da Abano con 2 automezzi, hanno spento del tutto i focolai e messo in sicurezza il locale dopo 2 ore. La protesta e poi anche gli acquisti, il Black Friday in Veneto, lo vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, dunque dicevamo il Black Friday, questa tradizione, chiamiamola così, ma non è una tradizione certamente, questa corsa all'acquisto tutta anglosassone, o meglio americana, lanciata da Amazon online. La prima faccia, il primo volto di questa giornata in Veneto è proprio una protesta a Vigonza davanti alla sede di Amazon. Hanno bloccato fin dalle 6:30 del mattino i furgoni che vanno e vengono dal magazzino Amazon di Peraga di Vigonza. Attivisti contro il cambiamento climatico e lavoratori della logistica dell'ADL Cobas hanno contestato la multinazionale che punta al monopolio dell'e-commerce a discapito, sostengono i manifestanti in un volantino distribuito nell'occasione, dell'ambiente e dei lavoratori. L'azienda ha replicato alla protesta di Vigonza: operiamo nel rispetto dell'ambiente e dei lavoratori con automezzi a basso consumo
autonomo e veicoli elettrici e nel rispetto dei contratti di lavoro. Nelle altre città invece pieno svolgimento, ma ormai da giorni, da settimane del Black Friday. Vediamo com'è andata a Treviso oggi nei giorni proprio clou del Black Friday. Black Friday, siamo alla prima giornata ed il centro storico di Treviso si prepara, si augurano in molti esercenti, ad un tutto esaurito. È una giornata particolarmente importante sotto l'aspetto commerciale poiché costituisce un valido indicatore sia sulla predisposizione agli acquisti sia indirettamente sulla capacità di spesa dei consumatori. 150, 200. Ho già dato in profumeria, qua qualcos'altro, ormai sono quasi al limite del budget. A partecipare all'annuale iniziativa di origine statunitense saranno non solo i negozi online, ma anche quelli fisici, dai grandi centri commerciali ai piccoli esercizi. Ma c'è già del malumore nell'aria, i piccoli negozianti non sono contenti per come vanno le cose, tanto da convincerli a non aderire all'iniziativa. Per loro è poco conveniente, visto che le vendite si fanno per lo più online, dove gli sconti sono più elevati. Una polemica che non cesserà solo in questi giorni, nel frattempo le vetrine fanno a gara per sconti e abbellimento fra la soddisfazione dei clienti. È una bella iniziativa? Sì, assolutamente, sono d'accordo, è una bella iniziativa, io la trovo valida. Assolutamente, ne vale veramente la pena, si trovano delle cose molto interessanti. Per la maggior parte dei commercianti però l'iniziativa è un'occasione per vivacizzare i consumi che dall'inizio della stagione erano altalenanti, un format internazionale che sta prendendo sempre più piede in grado di anticipare gli acquisti di Natale. L'importante è sapere già cosa regalare per Natale e quindi approfittarne. E per i più esigenti il venerdì nero è un'occasione anche dal punto di vista culturale, con gli sconti estesi nelle librerie. Non solo abbigliamento, insomma, bisogna che la gente si avvicini di nuovo alla lettura. Lo dicevamo, il primo grande evento, vero evento dopo il disastro nella montagna, parte fra poco, è la 59esima edizione della Mostra Internazionale del Gelato a Longarone. Oggi la presentazione a Mestre. Questo è il primo evento dopo la grande calamità naturale che, come sapete, ha colpito, ahimè, tutta la provincia di Belluno. È un altro segno della forza e della determinazione della montagna bellunese di superare la devastazione di fine ottobre. Ed è un segnale economico forte questa 59esima edizione del MIG, Mostra Internazionale del Gelato, che si terrà il primo fine settimana di dicembre a Longarone, quasi a sottolineare che la montagna non si deve abbandonare. È una fiera che inizia il 2, l'inaugurazione sarà domenica 2 alle ore 11 e proseguirà fino a mercoledì 5, fino alla sera di mercoledì 5. Ci saranno tanti premi, tante possibilità di incontrare altre persone, altre imprese. Pensatevi che il 20% circa delle imprese presenti arriva dall'estero e che normalmente fra i visitatori dal 30 al 40% arrivano da altri paesi, anche paesi molto lontani. E sull'onda del sostegno alla montagna ferita c'è la volontà di portare in questi territori importanti riferimenti economici che significano opportunità lavorative e non emigrazione. Nell'ambito della fiera di Longarone quest'anno ci sarà l'Assemblea dei gelatieri artigiani d'Europa, in cui si dovrà discutere di trasferire la sede di Arglass da Parigi a Longarone, proprio la sede della MIG sotto questo aspetto, per cui sarà una data molto importante questa 59esima edizione della fiera di Longarone. Longarone quindi riferimento per il sostegno dell'economia di montagna che vuole lasciarsi alle spalle il disastro, guardando al futuro nella consapevolezza di avere il sostegno di tutto il Veneto e non solo. È un atto anche particolare di solidarietà, quello di visitare questa fiera nei confronti delle popolazioni e dei territori del bellunese. Parleremo di foibe, il sangue dimenticato di Red Land, Rosso d'Istria, il film su Norma Cossetto, insomma la storia terrificante, terribile e spesso dimenticata delle foibe, questa sera con Elena Donazzana, assessore regionale all'istruzione appunto della Regione Veneto, e con Italia Giacca, esule dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, per portare la testimonianza appunto di esule per non dimenticare. Vi lascio adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo instabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 24 novembre. Sul Veneto prevale l'instabilità, con qualche pioggia a carattere sparso, possibile un po' su tutti i settori della nostra regione. Fenomeni in via di attenuazione ed esaurimento col passare delle ore. Entro la serata sarà in genere asciutto ovunque.
Temperature minime tra 8 e 12 gradi. Valori massimi compresi invece tra 11 e 15 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la previsione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti sarà il maltempo a prevalere, con precipitazioni piuttosto diffuse e localmente anche di moderata o forte intensità. Migliorerà entro la nottata con piogge in attenuazione. Temperature stazionarie con minime tra 9 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 13 e 15 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Anche sulla nostra regione il tempo risulterà perturbato con piogge e locali temporali piuttosto diffusi un po' su tutto il territorio regionale. Rovesci via via più deboli col passare delle ore e in esaurimento entro la nottata. Temperature minime tra 5 e 8 gradi. Massime oscillanti invece tra 10 e 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.